Tra i protagonisti di questa splendida stagione della Nuorese c'è sicuramente Vincenzo Palumbo, che con le sue 15 reti finora realizzate è il capocannoniere verde-azzurro. Arrivato a campionato iniziato, Palumbo ha dato il là alla stagione della Nuorese, realizzando nel momento topico una serie di reti che hanno fatto decollare la squadra. È diventato il terminale offensivo di una formazione che spesso, pur dominando, non riusciva a concretizzare la grande mole di occasioni create. È bastato poco a Palumbo per conquistare i tifosi verdi-azzurri, un paio di doppiette e il Frughieri lo ha eletto come uno dei suoi beniamini. Una bella partita che ha dimostrato che la Nuorese insomma, può competere anche con una squadra come l'Olbia che sta per vincere il campionato. Insomma. Certamente, noi abbiamo giocato la partita, è chiaro che poi perderla un po' così con un'autorete lascia un po' il rammarico, però la partita è stata giocata a viso aperto e abbiamo soprattutto il secondo tempo dettato anche i tempi. Credo che abbiamo dimostrato di competere anche con una squadra che ha vinto il campionato in una categoria superiore e quindi va bene così. Ci sono state occasioni in entrambe le parti e devo dire abbiamo disputato un'ottima amichevole. Voi domenica scorsa avete vinto il campionato matematicamente, è stata una cavalcata vincente, insomma, tu hai dato un contributo con 15 reti. Insomma. Sì, sì, personalmente sono molto contento, è chiaro che l'obiettivo era vincere il campionato, ci siamo riusciti, però come vedi poi disputare gli amichevoli in una maniera come l'abbiamo fatto oggi significa che non molliamo ancora e quindi lo spirito c'è e continuiamo così anche queste ultime 4 partite che ci rimangono. Dalla tua esperienza questa squadra insomma, con qualche ritocco può ben figurare in eccellenza, cosa dici? Indubbiamente, l'abbiamo dimostrato oggi e quindi credo che con la dimostrazione della partita di oggi la società sicuramente prenderà poi dei provvedimenti.